In attesa di affrontare il Monza sabato pomeriggio alle ore 15 allo stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena, il Venezia Football Club ha vissuto un momento unico ed emozionante. Tutta la squadra ha visitato la Basilica di San Marco e il suo campanile, un'iniziativa fortemente voluta dal direttore sportivo del club Filippo Antonelli, che ha ribadito un legame speciale tra squadre e città. Giocatori, staff tecnico e dirigenti sono stati ricevuti dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ad illustrare i tesori della Basilica. La magistrale guida del Proto, architetto professore Mario Piana. La visita è stata possibile grazie alla Procuratoria di San Marco. Le lezioni non servono a nulla. I gesti, lo stile. Se quel campione a cui io vorrei assomigliare un giorno ha un atteggiamento che va oltre il gesto atletico, nel bene o nel male, però porto anche l'idea che quella persona a cui vorrei assomigliare, in quella circostanza in cui io avrei dato un calcio a chi era per terra, invece gli ha dato la mano per tirarlo su. Ringrazio veramente di questa ospitalità e di questa possibilità di far capire a questi ragazzi che cosa rappresentano. Prima di salire sul campanile, i canti veneziani di Lucio Bisutto hanno dato la carica ai giocatori. Viva!